Eccoci qua cari telespettatori, affrontiamo insieme i nostri ospiti della CIA di Padova, quindi ben ritornato il Presidente Roberto Betto, grazie di essere qui con noi, ben arrivata anche Michela Masiero, Presidente Donne in Campo, sempre CIA Padova, grazie anche a lei. La vexata question del tema relativo all'occupazione, al depauperamento del suolo del nostro territorio. Se ne parla soprattutto in certi ambiti, in certi momenti, in realtà le conseguenze e le ripercussioni sono piuttosto gravi, sono dannose per diverse categorie produttive, ma avremo anche l'occasione poi di fare approfondimenti in prima serata il martedì su questo tema, che implica delle considerazioni e delle valutazioni. Innanzitutto, Presidente, un po' in generale, che cosa si intende per occupazione del suolo dal vostro punto di vista di agricoltori e perché ancora, con tutto quello che si è costruito, fatto, ribattuto con la legge regionale, magari dopo se ci fa anche cenno eccetera, si deve discutere di questo tema? A nostro avviso, come rappresentanti di un'associazione di categoria per cui il suolo è la cosa indispensabile per sviluppare la nostra attività, pensiamo sia un dovere e bisogna prendere coscienza e conoscenza dei danni che abbiamo fatto anche nel passato e che tutt'oggi continuiamo imperterriti a fare. Noi come associazione di categoria difendiamo il suolo perché crediamo che l'insediamento anche dei giovani nel mondo agricolo, probabilmente anche se non sono già con la continuazione di un'impresa agricola, per avere l'opportunità, la cosa indispensabile è avere del terreno e quindi crediamo che l'utilizzo così invano e senza motivi molto logici venga sprecato per nuove costruzioni, quando vediamo dopo la legge Tremonti zone industriali a macchia di leopardo, talvolta non utilizzate, capannoni dismessi e vogliamo continuare a cementificare, crediamo che sia un problema veramente grave e questo si collega anche a cioè vogliamo che anche la cittadinanza sia sensibile a questo, perché dove c'è il cemento sicuramente la permeabilità del suolo non è la stessa e quindi con i cambiamenti climatici che stiamo vivendo negli ultimi anni crediamo che difendere il suolo sia la cosa indispensabile per un bene comune della collettività. C'è una legge regionale in questo senso? Sì, è stata rivista anche a giugno di quest'anno, la legge 14 del 2017, in cui vengono evidenziati quali sono stati i problemi degli ultimi decenni nell'utilizzo così barbaro del suolo e questa sicuramente se la applichiamo con coerenza vedremo dei risultati non immediati ma a medio e lungo termine e la conservazione del suolo è la cosa indispensabile. Voglio ricordare che nel Veneto ne abbiamo utilizzato oltre il 50% di quello che era terreno agricolo. L'utilizzo del terreno agricolo per l'edificabilità è una cosa che per le altre categorie economiche, penso all'edilizia, penso agli artigiani, a tutta una serie di categorie che girano intorno a questo. In ogni modo l'utilizzo della terra vergine è sempre più facile che un recupero di qualcosa di vecchio. Noi oggi vogliamo difendere il suolo perché pensiamo che il recupero di tante cose vecchie che sono degli obbrobri che anche noi vediamo con i nostri occhi, degli scempi ormai veramente degli scempi veri e propri. Conseguentemente però serve anche delle leggi istituzionali che permettano questo, perché sistemare una cosa vecchia costa il doppio che farla in un terreno vergine. Questa è una cosa chiara, però le destinazioni d'uso alla fin fine, se ci rifacciamo anche a zone della provincia di Padova, non soltanto, anche Venezia e così via, ce ne sono di aree, vengono fatte dagli amministratori locali. Sì. Quindi c'è una responsabilità anche a livello di amministrazione territoriale, salvo poi, io dico come sempre, piangersi addosso, non è come il discorso quando si va sott'acqua con le alluvioni. Certo. I sindaci sono i primi che piangono, i sindaci sono stati i primi ad autorizzare l'urbanizzazione fin sotto non si capisce dove e quindi a logica quando non hai un centimetro quadrato libero di terra l'acqua da qualche parte deve andare, no? Per cui i sindaci si lamentano e protestano, però erano i primi che poi per comodità
di cassa. Per oneri, per cassa, esatto. Sempre un discorso economico. O di interessi, no? Esatto, comunque sempre economici. Ricordiamo che noi gestiamo ancora dei PAT e dei PATI che a nostro avviso sono ormai vecchi, cioè abbiamo fatto una pianificazione, una pianificazione del territorio con una visione che era all'immediato momento di quel momento. Oggi credo che quel tipo di pianificazione sia da considerarsi vecchia e obsoleta nel tempo in cui viviamo. Quindi anche la rivisitazione di queste modalità di pianificazione devono avere una visione più concreta e pratica dal punto di vista dell'operatività. Non possiamo dire vogliamo imprese, vogliamo attività agricole, facciamo prodotti sani, dobbiamo sfamare il mondo quando andiamo a cementificare il suolo, che è la cosa indispensabile per fare impresa agricola. Tra l'altro adesso non abbiamo i rappresentanti di AGE Giovani, cioè dei giovani imprenditori, perché è impegnato, però più volte chi rappresenta i giovani, quindi i giovani agricoltori, hanno bisogno di terra, non ce l'hanno, non riescono a trovare la terra, no? Quindi può farsi portavoce lei magari di questa categoria. Ma infatti noi ancora 2 o 3 anni fa abbiamo messo in piedi tutto quel processo e quella visione nuova di Banca della Terra, in cui andavamo a evidenziare, ricordiamo che abbiamo fatto un bellissimo lavoro anche sul ex attiva Cosecom e ricordo che erano oltre 350 ettari di suolo che erano destinati a industriale o abitativo, e siamo andati a recuperarli e dare un'opportunità ai giovani di insediarsi in territori che rivalorizzavano il territorio non con il cemento ma bensì con l'agricoltura. Credo che queste siano cose che devono sensibilizzare, e se oggi diciamo che la responsabilità e la maturità devono andare a braccetto, per condividere dei percorsi dobbiamo partire da qualcosa, e queste cose sono le cose indispensabili e basilari per una nuova visione di economia e per una nuova visione di sviluppo economico di un territorio qual è il nostro. Sostenibile, tra le altre cose, c'è da aggiungere. Sì, però la sostenibilità anche le amministrazioni comunali l'hanno sempre vista sotto il discorso di oneri, quindi per cassa, entrata di liquidità all'interno delle casse, visto il problema dei tagli che hanno avuto i comuni, quindi andiamo a rivedere cos'è anche la legiferazione a livello governativo e nazionale. Diamo la possibilità ai comuni virtuosi che hanno la possibilità di essere sostenibili, che non hanno sicuramente la necessità di questi 2 soldi che possono entrare dalla nuova cementificazione, utilizzando terreno vergine e imponendo oneri per la costruzione di nuovi fabbricati. Ricordo che CIA già tra il 2011 e il 2012 con la Carta di Matera aveva fatto sottoscrivere ai comuni, se ne erano astenuti 6 su 104, e voglio dire avevano condiviso anche il percorso di questa difesa del suolo, il territorio come destino. Conseguentemente dico, poi le amministrazioni cambiano e uno scarica i problemi l'uno dall'altro, magari un tempo faceva opposizione a determinate scelte, poi si mette in gioco e invece le vuole condividere per un discorso sempre economico. È giunto il momento di dire stop a determinate scelte, perché probabilmente farebbero il bene non solo della CIA e della nostra Confederazione, ma dell'intero comparto non agricolo ma collettività sociale, che a nostro avviso è quella importante che ci manca oggi. Presidente, lei rappresenta le donne in campo, quindi diciamo le donne della CIA, con una sensibilità molto marcata, come per carità anche gli uomini indifferenti, però in modo particolare al benessere in generale, quindi dei cittadini e degli operatori del settore. Questa cementificazione volta poi al commercio, quindi attività imprenditoriali e commerciali che danneggiano gli stessi commercianti già in essere, non vi vede comunque anche a voi concordi, no? Allora partiamo dal fatto che le aziende agricole del nostro territorio spesso e volentieri sono caratterizzate da un'entità medio-piccola. Perciò quindi non sono ettari di superficie dove si possa fare agricoltura estensiva. Questo è indispensabile capirlo, perché allora a questo punto si dovrebbe parlare di economia territoriale, non tanto di singole entità, ma di un territorio che si spende, si pronuncia proprio per proporsi anche dal punto di vista non soltanto della produzione agricola, ma anche della fruibilità, ad esempio della
del consumatore che viene nel Veneto come ad esempio turista. Cioè, questo potrebbe essere anche una visione diversa di quella che noi di solito pensiamo dell'agricoltura, cioè il fatto che l'agricoltura collabora con altre entità economiche e fa un vero e proprio progetto di sviluppo di un territorio. Allora io direi, visto che la nostra provincia, Padova, si è spesa moltissimo per queste grandi strutture di vendita, è ora che si cerchi un po' di riflettere su quello che potrebbe essere il destino invece della provincia di Padova. Noi siamo marcatamente anche vincolati da un qualcosa che è già in essere, che è ad esempio un parco termale, un'area termale la più grande d'Europa, e soprattutto un parco colli. Allora, a questo punto dovremmo chiederci tutti insieme, le entità economiche, se vogliamo buttare via queste opportunità oppure se le mettiamo in gioco insieme. Questa è l'agricoltura potrebbe essere veramente una protagonista di questo processo di crescita, chiamiamolo così, e di sostegno soprattutto di aziende agricole che hanno necessariamente bisogno non soltanto di produrre ma anche di trasformare. E spesso e volentieri questa caratteristica la troviamo proprio nelle aziende gestite dalle donne. Ecco, lei tra l'altro in modo particolare è residente a Due Carrare, no? Quindi un comune che è in prima linea nella lotta, fatti sentire. si facendo sentire, esatto, sì, nella lotta per quanto riguarda la costruzione di un importante centro commerciale. In che termini andrebbe a impattare questa realizzazione? Ma poi ce ne sono anche altre, perché per carità c'è in progetto anche vicino ad Abano un altro centro commerciale che in ogni caso andava ad occupare un'area che adesso è stata ricoperta di ghiaino, ma c'è un altro punto interessante, e poi ce ne sono tanti altri, senza mancare di toccarne altri nelle altre province. Allora, il nostro Presidente aveva prima parlato di PAT e PATI, cioè di una pianificazione territoriale. Di solito il PAT dura 10 anni e quando si vanno a cambiare destinazione queste aree che ormai erano state programmate per la grande distribuzione, se è decaduto si potrebbe fare un percorso diverso. Questa è una condizione, è una scelta che potrebbe fare un sindaco, non il nostro sindaco, perché il nostro sindaco ormai ha deciso di cogliere l'occasione di sostenere questa nuova proposta. Il proprietario di quell'area tanti anni fa ha ottenuto la possibilità in quell'area di costruire un centro commerciale, quindi una conversione, perché inizialmente era un'area agricola, se non sbaglio. Era un'area agricola, però condizionata da un elemento fondamentale che non so se sia passato nei media, cioè praticamente da una parte c'era la già presente autostrada, dall'altra delimitava una ipotesi di complanare, perciò in quest'area, questa fetta di terra, diciamo che poteva essere già compromessa se ci fosse stata la complanare. Infatti nell'accordo iniziale il proprietario doveva cedere quella parte che riguardava appunto la seconda strada. Ora ci ritroviamo dopo più di 20 anni dove c'è un diritto acquisito, effettivamente si può costruire una grande struttura di vendita. Il problema è che però non ci sono né gli elementi dal punto di vista viario, perché ad esempio la complanare è rimasta un'idea così nel vago, e la viabilità aggraverà sicuramente. Si considerano 10-12 mila macchine al giorno per questa grande struttura di vendita. Vorrei dire che la struttura di vendita, tanto per darci un'idea, occupa una superficie di 15 ettari di terreno, la dimensione sono 433.000 metri cubi, significano 1000 appartamenti da 140 metri quadrati.
Perfetto. È come un piccolo paese. Perfetto, io non voglio interromperla qui perché così abbiamo una pubblicità e lasciamo in suspense i nostri telespettatori per descrivere, perché appunto chi sa di che cosa stiamo parlando, ci passa, eccetera, ha vagamente cognizione di causa. Chi ci ascolta da altri territori non bene, però la cosa interessante che riguarda anche altri ambiti territoriali. La riprendiamo come approfondimento subito dopo la pubblicità, tra poco. Mi sono dimenticata.